Ben ritrovati amici, oggi partiamo con le due M, Mario e Mattia, vero? Vero, vero. Ecco, bene, Mario, lei che origini ha? Campania, Di Campania, in che zona? Salerno. Qua però c'è il detto dialettale, signor Mario, come la mettiamo? Vediamo, ci proviamo. Ci proviamo? Cioè ci proviamo col detto, intendiamo? Sì, Proviamo col detto. Vabbè, ovviamente, lo so che lei è un po' marpione. Legga un po' questo qua sopra, che dice? E il dolore è come il sorci, chi ce l'ha se li tiene. Sì, cioè c'è la libera interpretazione campana, Mattia, tu che dici? L'ha letta bene il papi? Più o meno. Ah, o vedi Mattia la voce della verità? Che significa secondo te Mattia questo? I dulur è come i solci, chi geia sei a te. Dai Mattia che il tempo scade. Dai, sentiamo un po'. Che i dolori sono come i soldi, chi li tiene, chi ce l'ha se li tiene. E lei ha soldi o dolori? I dolori. E i soldi? E soldi niente. A tra pochissimo. Centro anch'io, centro anch'io. Rieccoci qui, siamo in Piazza Vittoria e apriamo da qui questa nostra puntata. Prima vi raccontiamo un'opera che è splendida, è un manufatto della bottega Orafa bresciana che sarà contenuta nella sala 2 della Pinacoteca. L'appuntamento di oggi è dedicato alla cosiddetta pace di Rodengo. È una tavoletta metallica che nell'antica liturgia cattolica veniva baciata dal sacerdote durante la celebrazione della messa e poi offerta al bacio dei fedeli. È il prodotto di una sconosciuta bottega orafa bresciana della fine del 400 e secondo la tradizione proverrebbe dall'abbazia di Rodengo. È composta da una preziosa cornice in argento fuso, cesellata e dorata. Sulla sommità vi è un elegante fregio con delfini. Entro la cornice si trovano due riquadri figurati, uno con l'Annunciazione e l'altro con il compianto sul Cristo morto, ambientato entro un aspro paesaggio. Oltre il terreno incolto che riempie il primo piano, si vede infatti una città con torri e mura merlate. Mi hanno detto che i dulur è come i solci, chi gaia sei a te. Sentiamo. I dolori è come i solci. Chi gaia sei a te. Basta. Proprio lineare. Beh sì. Meglio i soldi dei dolori però no. Sicuramente meglio i soldi che i dolori. Meglio la salute innanzitutto, poi dopo. Esatto. Prima la salute, poi i soldi e poi tutto il resto. Armen dice che è in grado di rivelarci un proverbio in dialetto lucano. Se ce ne amaci, siamo nin. Se non ce ne amaci, non ce ne siamo cin. Io sono d'accordo con lei. Adesso glielo dico in italiano, se ce ne dobbiamo andare, ce ne andiamo. Se non ce ne dobbiamo andare, rimaniamo dove siamo. Stiamo qui Carmen. I dolori è come i solci, chi gaia sei a te. Da noi si dice che i soldi vogliono gli altri soldi, quindi i soldi vanno da dove hanno gli altri soldi. Invece chi non ce l'ha, e purtroppo nulla magna. Sa che lei mi sta simpatica, signora Carmen. I dolori è come i soldi, chi esce a te. Meglio i soldi dei dolori, no? Meglio i soldi dei dolori. Purtroppo c'è uno, è più facile avere il secondo che il primo. Di questi tempi tutti hanno i dolori, qualcuno ha i soldi. I dolori è come i solci. Chi è via, sei a te. Chi gaia sei a te. Chi che sei a te. Un qualcosa che sembra geroglifico cinese. Cioè. Lei ha soldi come messo, Mauro. Male. E a dolur? A dolor, ma così. I dolori è come i Sì, no. solec. Che solet? I solci. I soldi, Chi è a sé. Chi gaia sei. Sei a te. Quindi? Io ho recitato 10 anni a San Giovanni. Ho capito. Dialettale bresciano. Sì, ma non cerchi scuse, qua bisogna... Rassega e Canossi. Dai, come sei messo a soldi? Me la cavicchio, dai. I dolori è come i soldi, chi gaia sei a te. Cioè? I dolori sono come i soldi, chi ce li ha se li tiene. Anche sotto? Ma è meglio avere soldi o dolori? Soldi.
beh, tu sei giovane, dolori non ne hai e non ne avrai mai. Speriamo. Allora, vero o no? La vostra esperienza com'è? I dolori è come i solse. Chi gaiasse e te. Insomma, tutti noi speriamo di avere i soldi, non i dolori. Grazie, alla prossima.